Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli del nostro telegiornale. Domenica di attesa e di preallerta burrasca per la Sicilia orientale, dove le prossime 48 ore potrebbero essere decisive per lo scatenarsi del ciclone Harry. Minacciate piogge intense, onde fino a 7 metri lungo la fascia ionica. Il punto della situazione con il direttore della Protezione Civile regionale, Salvo Cocina. Maltempo nel Catanese, i comuni raccomandano di evitare spostamenti, sottopassi e avvicinamenti a fiumi e litorali. Ruspe in azione a Messina per mettere in sicurezza i tratti più esposti del lungomare in vista delle mareggiate. Racket delle case popolari a Palermo, minacciata una famiglia dello Zen dopo aver ottenuto l'alloggio. La polizia indaga mentre resta alta l'attenzione su occupazioni abusive e intimidazioni. Palermo, la Galla lancia una raccolta fondi per la parrocchia cittadina condannata per il rumore dei bambini durante i loro giochi. Il sindaco versa i primi 1.000 euro. Luigi e Gabriele vivono in una casa nel bosco a Piazza Armerina, nell'Ennese. Il padre e il figlio, reduci da una vita frenetica a Milano, seguono gli insegnamenti di un maestro indiano: abbracciare i gelsi e vivere in armonia con la natura. Calcio, Inzaghi carico dopo le critiche post Mantova, pronto alla sfida di oggi alle 17:15 contro lo Spezia al Barbera. Poi Ampalo recuperato, Ceccaroni resta in dubbio. Serie C, Catania stasera in campo a Monopoli dopo il successo del Benevento che riapre la corsa al vertice. Toscano cambia la difesa per infortuni, diretta dalle 20 su Telecolor con collegamenti dal Veneziani e interviste a fine gara. Nel pomeriggio il Trapani ospita il Sorrento, il Siracusa riceve il Cerignola. Bentrovati e apriamo purtroppo il nostro telegiornale con la notizia di un incidente mortale. Un ragazzo di 15 anni, Walter Di Liberto, è morto questa mattina a Gela a causa di un incidente stradale in via Arapacis. Era in sella a una moto da cross, avrebbe perso il controllo finendo a terra. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, è stato attivato l'elisoccorso per il trasferimento in ospedale, però purtroppo il minorenne è deceduto. In corso le indagini per chiarire la dinamica intervenuta sul caso la polizia. E adesso la nostra apertura, quella di una domenica di attesa, di preallerta, è quella che si vive appunto nell'isola, soprattutto sul versante orientale, dove secondo le previsioni le prossime 48 ore saranno davvero critiche in attesa del ciclone Harry. Ma sentiamo nel dettaglio il servizio di Eva Spampinato. La preallerta e l'avviso straordinario di protezione civile sono stati diramati. Adesso si attende solo lo scorrere delle ore, quelle che separano la Sicilia orientale dall'arrivo del ciclone Harry, la forte perturbazione di origine extratropicale che travolgerà soprattutto la fascia ionica dell'isola. Dall'Etna, tutto il versante ionico costiero dall'Etna fino al Messinese. Già a partire da questa notte e soprattutto nella giornata di martedì, se le previsioni non dovessero cambiare, le piogge saranno intense, con elevato rischio idrogeologico, allagamenti, frane, esondazioni, che sarà ancora più alto nelle zone già fragili. Le aree a maggiore rischio sono quelle storicamente colpite da questi fenomeni, da Giarre, Mascale, Cirreale fino a Calato Abbiano e ai paesi della provincia di Messina. Ma è il moto ondoso alimentato dal forte vento di scirocco a preoccupare di più. L'energia che si accumulerà sarà tantissima perché partirà da lontano, dalle coste greche. Interessando un campo molto vasto, ripeto, decine, centinaia di chilometri, potrebbe avere effetti notevoli perché è fortemente energetico. Dal Messinese fino a Capopassero, meno nel canale di Sicilia, onde alte anche 7 metri. Quello che ci preoccupa maggiormente è questo fenomeno del Fecce, che interesserà un ampio specchio di mare al largo delle coste ioniche. Sono più esposti i piccoli porticcioli e le strade litoranee vicino al mare. Nessuno deve essere impreparato, l'avviso di pericolo deve raggiungere tutta la popolazione, da qui la preallerta della protezione civile, nel pomeriggio l'aggiornamento del bollettino.
E vediamo adesso come si preparano nel catanese ma anche a Messina i comuni per affrontare l'eventuale problema per l'appunto preannunciato dalle varie allerte. Intanto dal litorale sud di Catania ad Acitrezza ci si prepara al peggio. Il mare risulta essere l'osservato speciale. Tonino De Mana. Andiamo. San Giono Nicolemo, San Giono alla Punta, scappiamo. Sono preparati al peggio anche a lasciare le case che praticamente sono a ridosso del litorale. Gli abitanti di Campodimare a sud di Catania vivono ore di attesa e di angoscia in vista dell'eccezionale ondata di maltempo che dovrebbe abbattersi nelle prossime ore sulla Sicilia ed in particolare sul versante orientale. È il mare l'osservato speciale, da qui le paure dei cittadini. Ho paura. Vedo che lei guarda il mare con un po' di timore. Di timore, sì, perché è sempre più vicino e l'abbiamo trovato anche qua al mare, quando ci sono state queste onde. Paura? No, perché non ci abito. Se la perdo, non ci posso fare niente. E metto un po' d'ansia. Lei abita qua, cosa intende fare qualora il mare dovesse essere veramente minaccioso e avvicinarsi così alle case? Prova a scappare. Già predisposta una fase di preallerta con il comune di Catania, lo stesso hanno fatto i sindaci della fascia costiera, che ha diramato un bollettino in cui si raccomanda prudenza alla popolazione, consigliando di limitare l'uso dell'auto e di evitare l'utilizzo di ciclomotori, di muoversi dalla propria abitazione solo per indifferibili motivi, di evitare sottopassi stradali e di non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e blocchi rocciosi, ed evitare di avvicinarsi alle coste marine e ai corsi d'acqua. Dal litorale sud di Catania ad Acitrezza, dove per precauzione numerose barche sono state spostate e parcheggiate anche sulle strisce blu, su disposizione del comune di Aci Castello. La prudenza, è il caso di dire, non è mai troppa. E adesso ci spostiamo a Messina per vedere quali sono al momento gli interventi di sicurezza in vista dell'ondata di maltempo. Francesco Triolo. Ruspe in azione sin dalla serata di ieri a Messina, che si prepara alla forte ondata di maltempo prevista da stasera sino a martedì. Soprattutto nella parte ionica del litorale sono stati previsti lavori di messa in sicurezza e consolidamento nei tratti più esposti, azioni preventive a Mili, Ponte Schiavo e Galati. Questa è la zona di Galati, sulla litoranea sud di Messina. I mezzi sono al lavoro da ieri in tutta la zona per cercare di costruire delle barriere attraverso i massi che erano sotterranei e che adesso i mezzi stanno cercando di riportare su. Pian piano si sposteranno sempre più a sud per cercare di verificare le condizioni di tutte le barriere che ci sono a supporto, a sostegno, a protezione di tante case che arrivano proprio al limite della spiaggia. I lavori sono concentrati dove il rischio è maggiore, ma anche negli altri paesi della Riviera si sta provvedendo. Giardini e Taormina disposta alla chiusura delle scuole. A Messina città si attende il bollettino della Protezione Civile regionale per una decisione. Intanto è stata disposta l'attivazione del centro operativo comunale per monitorare costantemente l'evoluzione delle condizioni meteo. L'appello è quello alla prudenza. E naturalmente non mancheremo di aggiornare la situazione nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali, alla luce appunto dei nuovi bollettini emessi normalmente nel pomeriggio dalla Protezione Civile. Nella notte un barcone con 101 migranti, fra cui 11 donne, è stato soccorso dalla Capitaneria di Porto a sud-est della costa di Pozzallo, nel Ragusano. I migranti tratti in salvo sono in buone condizioni di salute. Solo una donna è stata trasferita all'ospedale di Modica per una frattura scomposta al piede sinistro. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri il sindaco Ammatuna, che ha chiesto un intervento tempestivo proprio per l'imminente peggioramento delle condizioni meteo marine. A Lampedusa 3 gruppi di migranti per un totale di 165 persone sono poi stati rintracciati fra l'alba e la mattina alla Guiccia, a Cala Palme e lungo la strada di Ponente. Andiamo adesso a Palermo, vi raccontiamo di una minaccia ricevuta da una famiglia palermitana regolarmente assegnataria di un alloggio popolare allo Zen. È l'ennesimo fatto di violenza dopo i recenti colpi esplosi nella chiesa di San Filippo Neri. Orazio Longo.
Il racket delle case popolari torna in primo piano nelle pagine di cronaca a Palermo. Stavolta è toccata a una famiglia minacciata dopo aver ottenuto un alloggio nel quartiere Zen ed essere da poco entrata nell'appartamento. Da qui ve ne dovete andare, le parole che sarebbero state pronunciate da due individui, seguite poi da un gesto inequivocabile, una pistola mostrata come ulteriore avvertimento. Un gesto che farebbe propendere gli inquirenti verso il malaffare piuttosto che pensare a una vendetta o a una questione privata. Perché la mafia con gli alloggi popolari ci fa affari occupandoli abusivamente dietro il corrispettivo di denaro. Sono circa 400 gli appartamenti abitati illegalmente, 23 le abitazioni assegnate dall'Istituto Autonomo Case Popolari e dal Comune rispettando le liste per l'emergenza abitativa. Sull'episodio indaga la polizia che ha raccolto la denuncia del capofamiglia minacciato. Ma la questione è più ampia e riguarda anche i temi legati alla distribuzione dell'acqua e alla sicurezza allo Zen, dopo gli episodi di violenza che hanno visto nei giorni scorsi esplosi alcuni colpi di pistola nella chiesa di San Filippo Neri e una serie di intimidazioni ad attività commerciali negli ultimi mesi. Temi che sono sul tavolo della prefettura e delle forze dell'ordine. A Catania 2 parcheggiatori abusivi sono stati arrestati dalla polizia per estorsione. Entrambi esercitavano nel piazzale AMTS di Piazza Borsellino. Fondamentale la denuncia dei due giovani automobilisti che erano stati costretti a cedere del denaro in seguito a gravi avvertimenti. L'uno dei due avrebbe detto: "Dacci i soldi o ti spacchiamo la faccia". Grave incidente stradale nella notte a Milazzo. Intorno alle 4 i vigili del fuoco di Messina sono intervenuti in via Gramsci nei pressi della caserma per un'auto con a bordo 5 giovani che si è ribaltata rimanendo in posizione verticale. I ragazzi tra i 20 e i 23 anni sono rimasti tutti feriti ma non incastrati. La ragazza più grave è stata trasferita all'ospedale di Messina mentre gli altri 4 al nosocomio di Milazzo. Sul posto anche i carabinieri con un carro attrezzi. Ci fermiamo adesso, c'è una pausa e poi vi mostreremo il presidio per la pace svoltosi oggi a Catania. Seconda parte di Sicilia 24. A Catania si è svolta oggi nella zona di Sigonella, sulla Catania Gela, il presidio Le Donne contro tutte le violenze, a sostegno di vittime, di donne, vita e libertà, è dedicato alle donne iraniane in lotta. All'iniziativa ha aderito anche il Sunia di Catania. Il presidio, promosso da associazioni, movimenti e organizzazioni sindacali, si è tenuto a 35 anni dallo scoppio della guerra del Golfo e ha voluto richiamare l'attenzione sulla responsabilità collettiva nel contrastare guerra, patriarcato e violenza. Per il Sunia di Catania l'iniziativa ha rappresentato un chiaro rifiuto della normalizzazione della guerra e la rivendicazione di un modello di sicurezza fondato su pace, diritti, disarmo e cooperazione tra i popoli. Adesso torniamo alla vicenda della parrocchia palermitana che è stata condannata a risarcire 45.000 euro ai condomini che hanno denunciato la troppa rumorosità dei bimbi che giocavano. Irrompe il sindaco La Galla che lancia una colletta, diciamo così, per questa causa. Il primo sarà proprio il primo cittadino mettendo 1.000 euro. Sentiamo. Colletta per la parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù di Palermo, condannata dal tribunale a risarcire 45.000 euro ai condomini per il disturbo arrecato dai bambini che giocano a pallone. A lanciare questa iniziativa per dare un supporto alla parrocchia è stato direttamente il sindaco Roberto La Galla, che sui social ha lanciato una raccolta fondi personale. Gli oratori rappresentano da sempre un presidio educativo, sociale e umano di valore inestimabile, ha detto La Galla. Il gioco non è solo rumore, è crescita, prevenzione del disagio, inclusione, relazione. Difendere il diritto alla quiete non può significare considerare il gioco dei bambini un problema. Parlerò già domani con il parroco aprendo una ideale sottoscrizione che mi vedrà certamente impegnato come primo offerente di una quota di 1.000 euro.
La vicenda si trascina da almeno 10 anni, in cui, secondo la sentenza, le perizie hanno dimostrato danni psicofisici subiti dai condomini e svalutazione degli appartamenti che si affacciano nell'atrio interno dell'oratorio. E le prescrizioni adesso sono molto severe, si può giocare soltanto con un pallone leggero come il Super Santos e soltanto con uno per volta. La pallacanestro è vietata perché i rimbalzi causano rumore, mentre i bambini non possono superare il numero massimo di 15 quando si allenano e 10 per le partite. Quanto agli orari è tutto vietato prima delle 8 e dopo le 20, ma anche nel momento della siesta dalle 13 alle 16. A Catania 7 persone sono state denunciate per abbandono illecito di rifiuti sul suolo pubblico, sorpresi dalle telecamere mentre scaricavano ingenti quantitativi di materiali anche in aree più volte bonificate dall'amministrazione comunale. L'operazione è stata effettuata dalla Polizia Municipale con il supporto degli operatori della videosorveglianza e del personale impegnato nelle zone critiche della città come Via Calliope e Case Sante. Elevate multe per oltre 5.000 euro e 41 i mezzi sequestrati. E adesso una cartolina decisamente più edificante, quella di una famiglia siciliana che abbraccia la natura e gli animali vivendo nel bosco. Sì, anche la nostra Lorena Dolci ha trovato una famiglia nel bosco in Sicilia, ve la racconta così. Prima non c'era nulla, hanno dovuto diciamo creare da zero la strada, portare il telefono. Tra sbalzi e scossoni, Gabriele Mautone, 25 anni, ci accompagna nella sua casa nel bosco, il luogo dove è cresciuto. A 12 chilometri da Piazza Armerina, una contrada lontano dalla tecnologia, nell'abbraccio di una piccola comunità fondata negli anni '80 dal papà Luigi. Io sono partito da Milano con una Vespa e ho fatto tutta l'Italia, Toscana, perché i miei non volevano che io andassi a vivere in campagna, cioè io studiavo alla Bocconi. All'inizio Luigi è solo, poi in un viaggio in India incontra la moglie Marcella. Io per 9 anni, 10 anni sono stato senza luce, però mi piaceva. Però eravate quelli alternativi, insomma. Alternativi come vita, però come valori, diciamo, i valori erano quelli, no? Amore incondizionato, relazione con gli altri, portare anche questi valori nelle scuole. La famiglia, a differenza di quella oggi al centro delle polemiche, mantiene sempre un rapporto con la società e il piccolo Gabriele frequenta le scuole del paese. Persino la Coca-Cola per me era una cosa fantascienza, infatti diciamo quando loro venivano qua loro giocavano con me, con i giochi che avevamo, quindi giochi anche fatti, costruiti da mio padre o giochi in legno, però principalmente la natura. Invece quando andavo in città comunque non mi dispiaceva. Nel tempo Luigi ha costruito con le sue mani questa casa più comoda e accogliente. Gabriele invece va a studiare a Milano e diventa osteopata. Dopo 5 anni la scelta di tornare. Il contatto con la natura mi è mancato da subito, tantissimo. Lì ero circondato da palazzi, strade e la vita milanese è frenetica, anche molto opprimente. Lei ci è riuscito a crescere un figlio qui? Sì, certo, ce l'abbiamo fatta. È stata una sfida, però è stato anche molto molto gratificante. Tanti amici sono andati via, ma lo spirito è rimasto e l'insegnamento di quel maestro indiano qui di casa di abbracciare quest'albero di gelsi. Ognuno si immagina poi la propria casa sull'albero, invece era direttamente l'albero la mia casa. Adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa e poi un'ampia pagina dedicata al calcio e non solo. E siamo al calcio, cominciamo con il Palermo, oggi in campo alle 17:15 al Barbera contro lo Spezia. Inzaghi dice non mi interessa difendere l'1-0, se giochiamo come a Mantova ci divertiamo. Sentiamo Marco Gullà. Indispettito per i commenti post-Mantova, ma carico al punto giusto per la partita di oggi pomeriggio al Barbera contro lo Spezia. Pippo Inzaghi non ha digerito il pareggio di domenica scorsa e soprattutto alcune critiche rivoltegli dalla stampa. Io non posso cambiare giudizio per un tiro al 95esimo da 35 metri senza aver preso un tiro in porta. Io devo andare oltre queste cose. Voi siete bravi alle sostituzioni, allora le altre volte avevano sempre mantenuto il vantaggio ed ora ero stato bravo, cioè a me mi interessa poco
Queste cose non servono a niente se non a creare solo, come ho detto prima, cose poco piacevoli. Noi dobbiamo avere tutti il bene del Palermo per primo. Io sono stato sempre molto cattivo quando la mia squadra non ha fatto le prestazioni che doveva. Dopo Mantova non gli ho detto nulla, perché se giochiamo come Mantova le partite le vinciamo. Oggi al Barbera alle 17:15 il Palermo proverà a battere lo Spezia, che è penultimo in classifica, e accorciare verso le prime della classe. Poi Ampalo è recuperato, ci sarà con Vasic e Palumbo. Spero che tutti abbiano capito che non basta avere una società e un pubblico da Serie A per meritarci là, bisogna costruire qualcosa. Ci ho messo qualche mese, penso di aver capito tante cose adesso. Sono molto contento della squadra, molto contento del gruppo che si sta creando, molto contento del supporto che ho da parte di tutti. Adesso bisogna solo dimostrare sul campo che non mi sbaglio. Ceccaroni è incerto, avendo avuto la febbre per 2 giorni. Il difensore è già tornato ad allenarsi, ma l'allenatore deciderà all'ultimo se far giocare lui o Veroli. Serie C, il Catania Monopoli per non fare scappare il Benevento che ieri ha conquistato i 3 punti. Toscano dovrebbe confermare le grandi linee, la squadra vista contro l'Accavese, con 2 modifiche in difesa e un ballottaggio in avanti. Marco Carli. Il Benevento chiama, al Catania tocca rispondere. Al Veneziani contro il Monopoli, i rossazzurri giocano dopo la partita dei Sanniti contro il Casarano. La squadra di Floro Flores, dopo un primo tempo sofferto, dilaga nella ripresa, finisce 3-0 con conseguente +3 in classifica, con ovviamente una partita in più. Il Catania sarebbe sceso in campo comunque per vincere, questo deve fare chi lotta per il primato, ma la vittoria dei campani dà un nuovo ingrediente a quella che è ad ora la sfida al vertice del campionato, visto che alla fine dell'ultima giornata la coppia di testa, composta appunto da Benevento e Catania, aveva 6 punti di vantaggio sulle inseguitrici. Al di là del duello in vetta, i rossazzurri devono restare concentrati sul Monopoli, squadra viva come dice la classifica e come raccontano le ultime 3 vittorie consecutive. Il successo in trasferta per gli etnei manca da fine novembre a Picerno, poi 2 pari consecutivi a Potenza e a Foggia. Toscano cambia la difesa, scelte quasi obbligate considerato l'infortunio di Di Gennaro, Allegretto centrale e lati Pieraccini e Celli. Centrocampo identico a quello che si è visto con la Cavese, attacco probabilmente pure, anche se il ballottaggio fra Lunetta e Bruzzaniti è sempre vivo. Jimenez è forte a completare il reparto, con Caturano che scalpita però per dare ancora il suo contributo. Monopoli Catania sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, collegamenti dal Veneziani a partire dalle 20, commenti da studio a fine gara, le interviste in anteprima ai protagonisti. E giocano in casa le altre siciliane di C, parliamo di Trapani che ospita il Sorrento e del Siracusa che riceve il Cerignola. Sergio Colosi. 22 convocati nel Siracusa in campo oggi contro l'audace Cerignola. Ci sono l'ultimo arrivato Arditi e i giovani Barcio, Chiara e Monreale. Contro i pugliesi, Contini terminale offensivo, in palio punti pesanti tra salvezza e play-off. Sicuramente viaggiano sulle ali dell'entusiasmo, ma che dal mio punto di vista vengono ad affrontare un'altra squadra forte, perché noi siamo una squadra che magari in questo momento non abbiamo tutte le frecce al nostro arco, ma siamo una squadra che può fare male a qualsiasi avversaria. Sappiamo che per loro sarà una partita importante perché l'ha dichiarato mister Maiuri, ma lo è altrettanto per noi. I recuperi di Di Noi e Palmieri hanno caratterizzato la vigilia di Trapani-Sorrento, partita molto delicata per i padroni di casa in cerca di riscatto dopo il KO di Latina. Al provinciale Trapani imbattuto con 6 vittorie e 4 pareggi e alla disperata ricerca di punti salvezza in attesa di conoscere l'entità della prossima penalizzazione. Gli infortuni di Vasquez e Ciuferri si aggiungono alle numerose partenze, ma l'emergenza Granata non fa più notizia. E cambiamo pagina, è stata una festa soprattutto di bambini oltre che di sport. I 10 anni dell'Equipe Sport, casa dell'Orizzonte Catania, la pluripremiata squadra di pallanuoto femminile. Orazio Longo. Ciao, io sono Equipe e compio 10 anni. Recita così il maxi schermo del centro sportivo che ha brindato per il 10° anniversario dell'Equipe Sport e Family Club, casa della pluripremiata e vincitrice Orizzonte Catania, la storica squadra di pallanuoto femminile. Un evento che ha visto la partecipazione della formazione titolare e delle giovanili con in testa la presidente Tania Di Mario e la coach Martina Miceli. Forse sono in questi momenti che ci rendiamo conto di quanto siamo state fortunate a trovare una casa appunto che è Equipe
guardandola vediamo quanto lavoro c'è stato per arrivare fino a questo punto. L'unica cosa che mi viene in mente in questo momento è semplicemente ringraziare. Non è mai scontato, ogni volta lo diciamo in ogni inizio stagione, di avere la possibilità di continuare a sognare in grande. Equipe ce lo permette, l'Orizzonte ci mette il suo DNA ed è un connubio incredibile questo che si è creato insieme. Una festa di sport ma anche di bambini. Ma il motore di tutto sono gli oltre 260 bambini, purtroppo non tutti perché non ci stiamo e poi alcuni sono davvero piccoli. Il motore di tutto, questi bambini che hanno spinto noi a fare quello che facciamo tutti i giorni, a motivare ogni giorno. Attraverso le immagini, i ricordi e le parole, l'appuntamento ha permesso di ripercorrere i successi e i traguardi raggiunti da Equipe Club anche al di là della pallanuoto, con il desiderio annunciato di continuare una storia appena iniziata. Ed è con questo servizio che si conclude questa edizione di Sicilia 24. Tutti voi grazie per averci seguito e vi auguriamo naturalmente una buona domenica.